L'estate 2013, come le altre precedenti, è ricordata ancora per l'inquinamento del mare a San Leone. Più volte sono stati imposti i divieti di balneazione e Mare Amico, non solo d'estate, ha testimoniato e segnalato l'insorgenza costante del problema. Entro l'estate prossima i reflui della fascia costiera, scaricati attualmente a mare senza essere depurati, dovrebbero invece essere confluiti prima al depuratore di Sant'Anna e poi scaricati a mare. Claudio Lombardo, responsabile Mare Amico. Da 20 anni che questo problema si evidenzia, lo evidenziamo, ma lo evidenziano soprattutto i nostri concittadini. E quest'anno è stato, diciamo, l'anno terribilis, cioè il peggiore anno che abbiamo dovuto subire. Questo perché giova ricordare che le spiagge agrigentine bellissime sono attorniate da due cause di inquinamento principali, che sono il fiume Acragas a ovest e il fiume Naro a est. E in più, anche accanto alle spiagge, vi sono tutta una serie di problemi che sono stati evidenziati. Il problema principale di cui la domanda fa oggetto è quello dello scarico a mare attraverso il pennello del grosso delle fogne agrigentine. Dal prossimo anno queste fogne verranno portate al depuratore Sant'Anna e quindi allontanate dopo essere depurate, come si fa in tutti i paesi civili. Cioè è assurdo scaricare in mare, come è avvenuto in questi anni, delle fogne non depurate. Dal prossimo anno queste fogne finalmente verranno depurate e quindi verranno scaricate in mare depurate. Questo purtroppo avverrà solo a febbraio. Non per fare polemiche, purtroppo il sindaco di Agrigento avrebbe potuto chiedere la procedura d'urgenza, ma non lo ha fatto e abbiamo perso inutilmente ulteriori 2 mesi. A febbraio inizieranno questi lavori dureranno circa 5 mesi, quindi incrociando le dita speriamo che tutto avverrà e si risolverà per quanto riguarda l'estate prossima, quindi per giugno sarà tutto risolto, almeno questa problematica, quella inerente dello scarico a mare attraverso il pennello. Molti non sanno che questo scarico è una cosa pesantissima, nel massimo di agosto la portata di questo pennello è di circa 60 litri di fogne a secondo, che vengono allontanate a 2 km quando va bene, perché molto spesso vi sono delle rotture e queste fogne non depurate vengono liberate a poche centinaia di metri dai bagnanti. Questo non avverrà più il prossimo anno.